Cala la fiducia nel futuro dei cittadini metropolitani, il 30% dei quali dichiara che spenderà meno dell'anno scorso per gli acquisti natalizi, nonostante la disponibilità economica delle famiglie sia in media leggermente aumentata. Solo il 10% è invece disposto a spendere di più, mentre per la maggior parte il budget rimane immutato. I dati dall'indagine annuale del Centro Studi di Confesercenti. Il Natale dell'anno scorso è stato caratterizzato da un clima di fiducia e di entusiasmo che ha avuto delle ricadute anche molto positive sugli acquisti natalizi. Quest'anno l'indagine invece manifesta un clima e un sentiment di preoccupazione e di pessimismo, che ovviamente avrà delle ricadute negative sugli acquisti natalizi. Rispetto allo scorso anno, i sentimenti dichiarati dai consumatori vedono un calo del 3,5% dell'ottimismo e un aumento di circa il 20% della sensazione di difficoltà. Le preoccupazioni sull'economia italiana sono aumentate di oltre il 18%, mentre crollano quelle sul binomio sicurezza e immigrazione, che nel 2017 superavano il 50% e oggi sono scese al 17,3%. A subire il colpo più duro dalla contrazione dei consumi originata da questa sfiducia per la prima volta è soprattutto la grande distribuzione. Il canale di acquisto internet sta mettendo fortemente in difficoltà la grande distribuzione piuttosto che i negozi di vicinato e la città nel suo insieme, che meglio sa in qualche modo competere, rimanere attrattiva e quindi rispondere anche alle esigenze dei consumatori. Fondamentali per la tenuta del sistema città i mercatini natalizi, numerosi anche quest'anno nel centro di Mestre. Oltre il 50% dei consumatori vi ha effettuato o ha intenzione di effettuarvi almeno un acquisto.